Bentornati, Sardegna Storica, ci spingiamo nel Medioevo della Sardegna, parliamo di un lungo periodo che va almeno canonicamente, così ci hanno insegnato da sempre, almeno dalla fine dell'Impero Romano, e ne parleremo con Giovanni Ferreli e Giuseppe Secche, due storici, diciamo, che di questo periodo hanno studiato qualche paginetta, insomma qualche documento l'hanno visto davvero. Cosa succede in questo Medioevo sardo e perché a noi è così caro e in parte così diverso dal resto del Mediterraneo e dell'Europa? Intanto possiamo dire che questa scansione in epoche è soltanto nostra dall'illuminismo in poi e oggi serve soprattutto a scopi didattici. Però questa scansione temporale tra storia antica, medioevo, età moderna o prima età moderna e poi età moderna e età contemporanea non si adatta a tutte le realtà, anzi ogni realtà ha le sue peculiarità. Per quanto riguarda il Medioevo sardo, io tenderei a dire che la Sardegna è rimasta nell'alveo della classicità, almeno fino, diciamo, intorno al 1000, perché dall'Impero Romano la Sardegna passa quasi senza soluzione di continuità all'Impero Bizantino, che è l'Impero Romano d'Oriente, con le leggi ricodificate da Giustiniano, eccetera. Quindi non esce fino al 1000 dall'ambito della classicità romana, diciamo, latina e poi latino-greca, greco-latina. A parte la parentesi vandalica che non ha poi inciso così tanto. Per cui possiamo già dire che l'inizio del Medioevo in Sardegna forse non è con la caduta dell'Impero Romano, ma probabilmente con l'apparire nella storia, e questo è un po' un mistero, intorno al 1000 dei cosiddetti giudicati, o meglio regni giudicali. E la fine del Medioevo in Sardegna, anche qui, insomma, si fa terminare il Medioevo con la scoperta dell'America nei testi scolastici, ma anche qui potremmo ragionarci, fermo restando che la storia non fa salti, così come Darwin diceva per l'evoluzione. La storia non fa salti, ma è un continuum e noi troviamo dei momenti di cesura più chiari di altri. Per cui potremmo dire che forse con la totale conquista aragonese dell'isola ai danni del regno giudicale di Arborea, forse inizia una nuova fase storica che potremmo individuare con l'età moderna, ma ripeto, non c'è un vero e proprio salto, giusto per chiarezza. Dobbiamo girare pagina, dobbiamo sì. creare una timeline in questa linea del tempo, dobbiamo ma ecco, la cosa che mi sentirei di dire è che la storia non fa, è sempre un continuum, per cui spesso noi ci troviamo a vedere, studiando determinati fenomeni, le radici che affondano nei secoli precedenti, anche se talvolta non è strettamente il nostro ambito storico. La storia è un continuum e di certo gli uomini di quello che noi chiamiamo Medioevo non sapevano di vivere il Medioevo, di essere medievali, con tutte le accezioni poi che gli sono state attribuite dall'illuminismo in poi, negative, eccetera. Un mio
professore dei primi anni dell'università di storia medievale, si poneva la domanda perché il Medioevo è visto così male. Quando c'è qualcosa di negativo, tu vivi nel Medioevo, eccetera. Quando forse nel Novecento, insomma, con 2 guerre mondiali, con tutte le tragedie che ci sono state, insomma, forse... Anche in questi ultimi anni, diciamo, non è che possiamo vantare troppa civiltà, sì. no? Civiltà. Assolutamente. Però il Medioevo è associato ad alcuni concetti che non che a cui siamo affezionati, ma che insomma siamo un po' allenati a sentire da diverse generazioni didattiche. E uno di questi è Carlo Magno e feudalesimo. Ha a che fare con la Sardegna, sì, no? E in che momento? Cioè, come ci inseriamo noi in quelle pagine di prima media in cui si studia Carlo Magno e il Medioevo? Sai, Carlo Magno è una figura straordinaria, una figura che veramente, come dire, ingombra l'Europa dell'Ottocento. 800 intendo, non 800, notte di Natale dell'Ottocento, sì, che sì. è la classica notte di Natale dell'Ottocento. Per chi non se lo ricordasse, notte di Natale dell'Ottocento, Carlo Magno si fa incoronare imperatore. E lì, naturalmente, noi poi lo associamo a quell'altra notte di Natale un po' più avanti con Napoleone Bonaparte che prende dalle mani invece la corona e si autoriconosce imperatore, sempre dal Papa. 2 momenti storici, ma anche 2 valori simbolici importanti. Se andiamo nelle stanze vaticane, questo disegno meraviglioso, questo bel disegno storico, prima ancora che opera d'arte, è ben rappresentato. Ma sai, perché in realtà in entrambi i casi serviva sia agli imperatori, a Carlo e a Napoleone, sia ai pontefici. Che era una legittimazione una reciproca, politica importante. Sì. Però, torniamo a Carlo Magno. Ora, Carlo Magno con la Sardegna chiaramente non ha una relazione diretta, nel senso che la Sardegna non fa parte dell'impero carolingio. Con l'impero carolingio avrà a che fare molto dopo, o meglio, non con l'impero carolingio, ma con quello che è una delle eredità che l'impero carolingio lascia, cioè il feudalesimo. Perché dove Carlo Magno passa, impone, struttura l'impero utilizzando questo strumento straordinario che è lo strumento feudale. Lo strumento feudale non è altro che una relazione tra 2 uomini liberi, uno di status superiore, uno di status inferiore. Quello di status superiore cosa fa? Concede un bene tendenzialmente, poi piano piano si verrà standardizzando questa concessione, diverrà una terra. Quello di status inferiore giura fedeltà e garantisce una serie di servizi. I servizi quali sono? Fondamentalmente militari ed economici. Da questo momento in poi, ovunque passa Carlo Magno e nei territori che poi lo imitano, pensiamo al mondo iberico, alle contee catalane che poi portano avanti la Reconquista, bene, in tutto il territorio dell'Europa continentale si diffonde il feudalesimo. In Sardegna arriva il feudalesimo dopo, nel senso che probabilmente possiamo iniziare a parlare di relazioni con questo strumento feudale, a mio avviso in maniera abbastanza strutturata, nel XII secolo, con Barisone per esempio, che cerca di diventare egli stesso feudatario dell'imperatore. Quindi abbiamo Federico superato Barbarossa. il 1000, siamo nel 1100. Sì, però è ancora un uso sporadico. L'uso strutturale in Sardegna si avrà dal 300, cioè quando i catalani arrivano, conquistano l'isola e qui impongono il feudalesimo. Veramente lo impongono come strumento politico, strumento di controllo e strumento di potere. E anche di tassazione. Anche di tassazione, ma quello sta nei fatti, cioè sta nella non è una cosa no, così assolutamente no. E tu prima hai accennato ai giudicati, ai regni giudicali. Allora, nel glossario, diamoci un minimo di glossario. Cos'è un regno e cos'è un giudicato e che cosa sono insieme in Sardegna? In genere un regno, ma in Sardegna? Ma
Io direi Iudices intanto sive rex, diceva. che le due parole non sono sinonime. Sono i nomi che vengono dati a un'entità che per comodità possiamo chiamare Stato nel senso medievale del termine, cioè a un territorio con una popolazione al suo interno e con delle leggi magari consuetudinarie, poi codificate, questo lo vedremo. Il capo in Sardegna di ciascuno di queste 4 entità si chiamava Iudex, con l'ascendenza dallo Iudex bizantino, che era Quindi il governatore civile della Sardegna. Classicista, no? Di cui hai parlato prima. E le radici sono... È un magistrato alla romana. Sì, però in questo caso è autonomo, cioè comanda, tra virgolette, governa un territorio senza più dover riferire a Bisanzio che ormai si è allontanata. Teniamo conto che appunto questo momento di distacco è ancora abbastanza ignoto, però sta di fatto che avviene. Per cui compaiono nella storia queste 4 entità che chiamiamo comunemente giudicati. A me, francamente, questa parola mi è un po' antipatica. Ma è un po' vecchia già, non no? Per niente, no, ma al di là di vecchia, genera delle confusioni semantiche col campo prettamente giuridico. Il campo giuridico era uno degli attributi forse più importanti di qualsiasi governante sovrano nei territori. La prima cosa che doveva applicare era la giustizia in nome di Dio. Questi si chiamano giudici, iudices, coronati da Dio, per volontà di Dio. Nei documenti c'è sempre questo. Quando a un certo punto però si devono rapportare con le altre realtà mediterranee, perché al di là dei preconcetti la Sardegna si è rapportata, usano un termine comprensibile agli altri, rex. Ce la siamo spiegate così velocemente. Ci fermiamo un momento ma ci ritorniamo, a fra un po'. Bentornati, stiamo parlando con Giuseppe Secche e Giovanni Serreli di Medioevo e Sardo. Eravamo a Iudices sive rex. È la stessa cosa in realtà? Diciamo che erano capi governanti di un territorio e di un popolo e cercavano di farsi comprendere dagli altri, di cercare anche una legittimazione dai poteri superiori di allora, l'imperatore e il papa. Legittimazione e riconoscimento che in realtà non avverrà mai, non ci sarà mai. Per cui di fatto comunque erano dei re e in ogni caso governavano in maniera sovrana i loro territori, sia che non li vogliamo chiamare re perché non erano riconosciuti, ma lo governavano. E quando Benedetta di Massa scrive al Papa nel 1215 più o meno, gli dice: io ho ricevuto questi territori. La possiamo chiamare principessa o regina di Cagliari? Era giudicessa, quindi iuigissa, quindi potremmo chiamarla regina, non riconosciuta, però agiva da regina, prende un baculo reale, viene intronizzata dai vescovi, dai principales del suo territorio, e lei dichiara di avere per diritto dal padre ciò che gli spettava, non chiede la legittimazione di nessuno. Ovviamente erano piccoli giudicati che vengono poi sopraffatti dalle più grandi potenze del Mediterraneo con le quali avevano intessuto relazioni. Per sopravvivere dovevano appoggiarsi alle più grandi potenze del Mediterraneo e piano piano ne verranno sopraffatti. Queste potenze del Mediterraneo sono quelle che a scuola si imparano come repubbliche marinare? Anche, sì. Pisa, Genova sicuramente, ma non solo, perché questi giudici in realtà cercano di interfacciarsi non con Pisa e Genova, che riconoscono essere quasi dei pari grado, cercano di interfacciarsi con i due poteri universali occidentali, il Papa e l'Imperatore. È questo che
in qualche modo suscita anche un po' di curiosità di queste piccole realtà politiche che tentano delle vie così importanti ma anche pericolose, perché poi si riveleranno essere pericolose. Però sono figure che politicamente sanno muoversi. E peraltro piano piano questa esperienza li porta anche a costruire direi quasi un corpo diplomatico che è in grado di interfacciarsi col pontefice o con l'imperatore. E di questo ne abbiamo anche testimonianza, insomma, nel momento in cui chiedono monaci formati che siano in grado di parlare in latino e di parlare col Papa, di parlare con l'imperatore, perché questa è la diplomazia del XII secolo in questo caso, ma tornerà anche nel XIV con Mariano IV. Mariano IV, che è forse uno dei... Il Papa di Eleonora, per intenderci. Sì, forse uno dei giudici arborensi più noti. Più illuminati anche. Più illuminati, ma sicuramente anche più noti, perché poi... Io sono una tifosa e non faccio testa. Beh, ma assolutamente, insomma, porta avanti una guerra contro i catalano-aragonesi, e i catalano-aragonesi è... come dire, gli Stati Uniti d'America del Trecento, potremmo paragonarli a qualcosa di simile. Possiamo paragonare come Panama contro gli Stati Uniti d'America? Con le proporzioni, no? Come livello territoriale, spazio occupato, intendo. Sì, certamente non erano sullo stesso livello economico, però poi Mariano riesce molto furbescamente a competere con una corona d'Aragona che è impegnata su vari fronti. Ma è proprio Mariano quello che ci dimostra come questi governanti sovrani dei quattro giudicati, dalle loro origini fino al Trecento, cercano sponde per poter sopravvivere. Proprio Giuseppe ha recentemente posto l'accento su Mariano, che a un certo punto chiede l'appoggio della Castiglia contro la corona d'Aragona. Sì, questo è un evento un po' particolare, nel senso che noi ci troviamo negli anni 60 del Trecento con Mariano IV che combatte contro Pietro IV d'Aragona. Contemporaneamente Pietro IV combatte una guerra nella penisola iberica contro Pietro IV di Castiglia. Pietro I di Castiglia, cioè sono questi due sovrani, sovrano castigliano e sovrano aragonese, che si combattono sulla terraferma. Mariano IV, in qualche modo, seguendo quella massima secondo la quale chi è nemico del mio nemico diventa mio amico, cerca l'appoggio di Pietro di Castiglia. E lo cerca in un modo molto concreto, invia degli ambasciatori, una volta vengono fermati, ne invia nuovi, arriva a fare un vero e proprio trattato d'alleanza. Addirittura dice: io sono pronto a diventare tuo vassallo col re di Castiglia, a patto che riusciamo a sconfiggere gli aragonesi in Sardegna, che è quello che aveva fatto Ugone II 30 anni prima, quando si era alleato con i catalano-aragonesi in funzione antipisana, che i pisani stavano entrando a gamba tesa nella politica giudicale arborense. Quindi loro I pisani erano ad Iglesias, erano a Cagliari, di fatto quasi tutta la Sardegna tranne l'Arborea. La Sardegna pisana, ce la siamo, sì. No, la geografia la vuole, diciamo, tutta la costa tirrenica sino ad Iglesias, no? Questa J rovesciata che guarda verso il Tirreno. E Ugone, insomma, li indirizza, no? Quando deve indirizzare, piuttosto che a Cagliari, nel Sulcis, li fa sbarcare. Però l'elemento politico quello importante, cioè lui cerca l'aggancio, la sponda catalano-aragonese, anche qui torna il feudalesimo, probabilmente fa un'azione un po' azzardata, cioè lui spera di diventare feudatario degli aragonesi per l'intera Sardegna. In realtà Giacomo II d'Aragona non lo può fare perché l'impresa costa e costa tanto, e deve in qualche modo rimborsare tutte le persone che partecipano a questa impresa fatto. E quindi deve dare tanti feudi, non può darne uno al giudice d'Arborea, per quanto senza il giudice d'Arborea la Sardegna probabilmente Giacomo II, ora questo so che è un'affermazione un po' pesante da dire, però non l'avrebbe probabilmente mai presa, perché Ugone II si rivela essere l'alleato più importante, l'alleato principale, e gli viene riconosciuto questo. Per cui è come un'azione che si ripete, cioè questi
giudici che sono molto consapevoli degli equilibri internazionali del loro periodo, sanno benissimo quali sono le carte in tavola e quali sono gli equilibri e quali sono i signori più potenti e cercano alleanza. Questo lo dimostrano anche le politiche matrimoniali, ma ripeto, il fatto del tentativo di alleanza con la Castiglia è veramente molto interessante, molto molto interessante. Politiche matrimoniali, entriamo nel gossip. Da un certo momento in poi ci si dirotta verso questi matrimoni iberici. Anche sì, io volevo dire intanto che questo cercare sponde si vede già dal XII secolo. Agli inizi del XII, ad esempio, gli iudices calaritani, i sovrani calaritani, fanno donazioni a Pisa, ma immediatamente dopo anche a Genova, perché magari ritengono che in quel momento è bene tenere una posizione intermedia. Doppio-giochisti? Ha detto Doppio-giochisti oppure... devono sopravvivere, ma anche oggi succede così, la diplomazia odierna è la stessa, nessuno rompe definitivamente con altri, se non in casi estremi. E anche allora, insomma, queste piccole entità, perché erano piccole entità che compaiono d'improvviso nella scena politica occidentale senza conoscere nulla di feudalesimo, vengono da un imperatore orientale che gli aveva fatti arconti, insomma, piombano in un mondo dove devono capire e devono farsi capire, mettiamoci in questi panni. E le politiche matrimoniali sono uno dei tanti strumenti. Lo stesso Ugone manderà i suoi figli cadetti, il secondo e il terzogenito, Mariano e Giovanni, a fare degli stage a Barcellona, a formarsi a Barcellona, perché Barcellona, la Catalogna, tutta la Corona d'Aragona era il più grande alleato in quel momento in funzione antipisana. Anche la forza rampante un po', no? Sì, assolutamente, certo. Sembrava il carro vincitore. Assolutamente è vero questo. Ed è Ugone II che sollecita a Giacomo all'invio di truppe. E poi è stato pubblicato tutto il carteggio dall'Istar, tutto il carteggio degli ambasciatori di Ugone II ad Avignone, il Papa era in cattività avignonese allora, con gli ambasciatori della Corona d'Aragona, e vediamo le difficoltà a trovare questo accordo sotto forma feudale, perché Ugone capisce che comunque non sarà così semplice, però è l'unica via e alla fine firmerà, alla fine accetterà, ma è un carteggio che dura mesi e gli stessi ambasciatori di Ugone a un certo punto gli diranno no, siamo arrivati fino a questo punto, ora devi firmare. In sostanza è così. Ci sono dei momenti nei quali è più chiaro il ruolo della Chiesa, no? Il periodo monastico, no? Del primo millennio in particolare, ma dopo come conosciamo il ruolo della Chiesa in Sardegna e degli ordini monastici in particolare? Ah, sai, questo è un tema veramente molto bello, che tra l'altro ha lasciato tantissime tracce in Sardegna. Ci sono tantissime edifici che oggi noi chiamiamo chiese campestri, che in realtà non sono chiese campestri, ma è quello che rimane di grandi abbazie o di grandi realtà economiche di tipo monastico. Sto pensando a Bonarcado. Okay? Se noi andiamo nella piazza di Bonarcado, quella non è la piazza di un piccolo paese, lì ci troviamo davanti a un qualcosa di straordinario per la Sardegna, peraltro tutto nella stessa piazza, perché nella stessa piazza c'è un qualcosa di nuragico, un qualcosa di romano e un qualcosa di bizantino e medievale. È un mistero, ma non troppo, e lo sveliamo fra un momento. Facciamo pausa.
Bentornati, bentornati. Stiamo parlando di Medioevo in Sardegna e del ruolo della Chiesa in una storia della Chiesa della Sardegna che nel Medioevo e con gli ordini monastici in particolare che nel territorio svolgono un ruolo, e anche nelle città, svolgono un ruolo importante. Sì, diciamo di Bonarcado per esempio, dove ci sono questi benedettini. È una fondazione voluta dal giudice d'Arborea, probabilmente Costantino, in realtà poi lì quello è un periodo un po' nebuloso. Però noi ci troviamo nel 1100 con questa abbazia che possiede dei domini che da Bonarcado arrivano all'Oristanese e arrivano fino alle Barbagi, fino ad Austis. Quindi un'estensione territoriale enorme, immensa, con lasciti da parte di privati che in realtà non sono altro che membri dell'aristocrazia giudicale. Ci troviamo davanti persone con migliaia di capi, ovini, bovini, equini, centinaia di ettari di terra, vigne, servi, denaro contante, libri liturgici che costano un occhio della testa nel XII secolo. E tutto questo lo donano un'abbazia, ma hanno anche degli eredi. Ciò significa che quel patrimonio che hanno donato è soltanto una parte del loro patrimonio personale, quindi sono figure di una ricchezza enorme. Ma queste abbazie, nel momento in cui ricevono tutti questi lasciti, poi si trovano ad essere delle potenze economiche. Tant'è che gli stessi giudici d'Arborea, quando fondano l'abbazia di Bonarcado, impongono che il priore venga scelto, o comunque nelle elezioni del priore il giudice abbia voce in capitolo. Qualcosa da dire. E poi che questi monaci preghino assolutamente, ma lavorino, cerchino di migliorare i territori, perché si rendono conto che questi sono patrimoni che da un punto di vista produttivo e quindi commerciale hanno molto da dire per quello che è il giudicato. Ozieri, Mesumundum, piuttosto che Trattalias, piuttosto che mi viene in mente Dolianova, sono tutto un itinerario volutamente più o meno romanico di chiese che lasciano un segno territoriale. E anche sedi vescovili, sì, qualcuna dalle di più loro. grandi appunto sedi vescovili, perché poi col traghettamento, diciamo, nel mondo occidentale della latinità occidentale, anche la organizzazione territoriale diocesana in Sardegna viene modificato, e viene modificato in funzione delle 4 entità che chiamiamo appunto giudicati o regni giudicali. Queste bellissime chiese, che dalle più grandi appunto che sono sedi di diocesi, o alle piccole chiese che noi chiamiamo campestri oggi, che erano anche parrocchie di villaggi o sedi di abbazie, eccetera, ci raccontano anche loro della diversità tra questi 4 stati giudicali, perché ciascuno di essi invita, fa venire ordini monastici sempre benedettini, ma di case madri magari diverse. Nel Logudoro soprattutto vallombrosani, cistercensi, nell'Arborea appunto Bonarcado con la casa madre in Toscana. Il Calari, che all'inizio tentò di appunto rifarsi a Monte Cassino, non andò in porto questa chiamata e si rivolse ai benedettini di San Vittore di Marsiglia, che quasi come i camaldolesi di Bonarcado ebbero vastissime proprietà appunto nel regno giudicale calaritano. E questo si riflette non solo nell'arte e nell'architettura delle chiese, si riflette anche nella lingua, perché poi questi ordini monastici compilano i loro registri, i famosi condages, e li compilano spesso con testimonianze in lingua sarda. E sono le testimonianze della lingua sarda, del volgare sardo, che precocemente si sviluppa in ciascuna di queste 4 entità. In questo primo millennio quante lingue parliamo? Sardegna? Parecchie.
perché c'è sicuramente il sardo, nel primo millennio c'è anche il greco, nel primo millennio c'è il latino, abbiamo anche un volgare italiano. Greco-bizantino? Sì. Greco-bizantino. Quindi ne abbiamo parecchie. Le lingue invece, come dire, più iberiche, ancora sono lontane? No, dobbiamo aspettare Barisone, quindi questo fatidico 1164 per avere i primi contatti importanti col mondo iberico, e poi il 300. I giudici scrivono i primi giudici, cioè nel primo millennio scrivono in latino o in greco? Nel primo millennio fino al 1000 abbiamo pochissime testimonianze, soprattutto ecclesiastiche, e pensiamo ai ceti ovviamente colti, bilingui, latino e greco, anche perché in Sardegna o vengono compilati o più probabilmente passano dei codici bilingui, latino e greco. Solo a partire dal 1000 abbiamo le notizie certe del volgare sardo, delle almeno 2 o 3 varianti del volgare sardo. Non è la mia, non sono competente in linguistica, però nel leggere i documenti ci rendiamo conto che delle differenze tra il sardo campidanese, che compare già dall'XI secolo, il sardo logudorese e quello orborense, che è una via di mezzo, quasi viene influenzato da tutte e due. Però quando gli iudices scrivono ad entità esterne, al Papa o agli abati delle grandi abbazie, spesso usano il latino, tentano di usare il latino. E ci sono documenti anche simpatici in cui magari lo scrivano si scusa per aver usato un latino non perfetto, non accademico, e ne attribuisce le cause al fatto che mentre scriveva c'era poca luce, allora era tarda, eccetera. Ma in tutta l'Europa il latino ormai classico si è perso, non è il problema in Sardegna, è in tutta l'Europa che iniziano a nascere le prime attestazioni del volgare, dei volgari nelle varie realtà. I libri di letteratura in effetti iniziano, no? Ce li fanno iniziare un po' sul tardi. XI secolo, richiamando il Placito di Capua, e spesso ci si dimentica dei primi documenti in volgare emanati dalle scrivanie giudicali, che sono precoci anch'essi. Dove si abitava? Se viaggiassimo, io ho una fissa con i droni, ma se viaggiassimo col drone nel primo millennio dopo Cristo, scusate, nell'Alto Medioevo e poi nel 1300, che tipo di Sardegna abbiamo? In realtà sono periodi diversi anche dal punto di vista demografico. Abbiamo delle città che però non sono tante. Anche qui però dobbiamo intenderci sul periodo storico che noi prendiamo in esame. Per esempio nel 300 qualche città ce l'abbiamo. Iniziamo ad avere delle città. Abbiamo Cagliari, abbiamo Bosa, abbiamo Ristano. Abbiamo castelli. Abbiamo i castelli. Abbiamo tanti castelli. Giovanni ne ha studiato parecchi. Abbiamo castelli di frontiera. Diciamo che non sono i castelli francesi, quei classici castelli feudali. Non siamo nella Loira. Sono castelli militari, prettamente militari, castelli di frontiera che servono a controllare un territorio. E poi abbiamo tanti villaggi. Diciamo che la struttura, la cellula base della demografia sarda è il villaggio, ma questo è un po' come in tutta l'Europa. E invece i castelli? I castelli, appunto, possiamo vedere dei sistemi fortificati, perché di questo dobbiamo parlare. Il singolo castello era un semplice luogo di avvistamento e di controllo del territorio, anche di rappresentanza del potere, perché alcuni di questi castelli ci tramandano notizie di essere stati delle corti, cioè il sovrano
che girava il suo territorio per far vedere la sua presenza, spesso firmava i documenti in luoghi privilegiati, un castello, una cattedrale, eccetera, eccetera. Poi, siccome la Sardegna non è mai stata isolata nel Mediterraneo, abbiamo dei poteri territoriali che con la fine dei giudicati si trasformano in poteri signorili, e anche questi hanno i propri sistemi di difesa e più controllo del territorio che difesa, un po' diversi da quelli giudicali che erano prettamente militari. E allora abbiamo i grandi signori come i Doria, come i Malaspina, che portano modelli più continentali, i famosi Castelsardo, o l'attuale Castelsardo, Casteldoria, Castelgenovese, ma anche il castello di Serravalle dei Malaspina, sono più castelli signorili, più vicini a quelli della Loira che quelli giudicali, che per la maggior parte direi non erano residenziali, se non a partire dalla fine del 200. Un castello giudicale, ad esempio? Beh, possiamo giusto citare... per citarne 2 o 3. Io posso citarne 2 che conosco, uno che conosco abbastanza bene, che è quello di Marmilla. Era un presidio solo militare, ci poteva essere un castellano e una dozzina di militari. Una caserma fortificata. Una caserma fortificata che non aveva un vero e proprio ruolo difensivo, controllava il territorio, rappresentava il potere e chiamava alle armi gli uomini atti alle armi dei vari villaggi. Quello di Monreale invece è già influenzato dalle mode continentali ed è un castello residenziale. Vi alloggeranno anche personaggi di rilievo. Ci fermiamo, torniamo fra un attimo, stiamo parlando sempre di Medioevo. Bentornati, stiamo parlando di Medioevo in Sardegna, abbiamo parlato di villaggi, abbiamo parlato di politica, abbiamo parlato di cancellerie più o meno, non abbiamo parlato di economia, quanto erano ricchi i nostri, un po' abbiamo capito che qualche soldino lo avevano. Che economia gira, per dirla in slang, in Sardegna nel Medioevo? Alto e basso? È diverso probabilmente. Sì, è molto diverso chiaramente. Diciamo che le risorse economiche sono abbastanza stabili, nel senso che noi abbiamo un'isola che... Noi siamo abituati a pensare l'isola semplicemente come un qualcosa, una realtà che esporta, quasi da colonia, ok? Il che in parte è vero, nel senso che abbiamo molti prodotti che devono essere esportati e peraltro prodotti che hanno un altissimo valore. Pensate al sale, al grano, al corallo, alle pelli, che noi siamo abituati, la pelle ci fa pensare a un'economia povera. In realtà no, la pelle era un qualcosa di uso quotidiano, tanto in Sardegna quanto a Firenze quanto a Parigi. Pensate al formaggio. E questo è quello che viene esportato, ma la Sardegna è un'isola grande, quindi che può intanto produrre in grandi quantità. E poi soprattutto c'è una popolazione che ha bisogno di prodotti, per cui la Sardegna non solo esporta ma importa anche. Importa tessuti spesso preziosi, che chiaramente non sono per tutti, sono per le aristocrazie, ma li importa, torniamo a quei libri liturgici, per i vescovi anche? Per i vescovi, per gli aristocratici, per i giudici, per la corte, per mercanti facoltosi. Torniamo a quei libri liturgici di cui abbiamo parlato prima, certo. Costavano un occhio della testa. E sicuramente vengono importati. Abbiamo notizia di quanto potessero costare? Ci sono documenti di commissione? Sì, ci sono delle stime, documenti di commissione per quanto riguarda l'isola, no, per quanto riguarda i libri. Però costano tantissimo quanto una casa. Cioè sono veramente... Quanto una casa? Un mutuo quindi? Beh, considera che ogni libro è fatto, noi parliamo di pergamena, ma la pergamena è pelle animale. Quindi serve un gregge per fare un libro. In più il libro va scritto certo. A mano, poi viene decorato, ci sono le miniature, certo. Le miniature sono dorate, per cui sono degli oggetti di lusso. E poi nel 300 le cose cambiano. Anche qui
torniamo un attimino al concetto di colonia, no? Sai, c'erano questi mercanti che arrivano da Pisa, da Genova, sembrano portar via, è vero, esportano, però attenzione, questa esportazione in realtà poi innesca che cosa? Un sistema di produzione, per cui nascono tutta una serie di, io li chiamerei quasi distretti produttivi, che addirittura sono specializzati per area geografica in Sardegna. Questo lo vediamo soprattutto nel 200, nel 300, nel 400 e poi chiaramente man mano che il tempo passa. E questi distretti produttivi nascono in funzione dell'esportazione e questi distretti produttivi diventano anche dei piccoli incubatori o dei grandi incubatori per mercanti locali che si inseriscono nelle grandi dinamiche del commercio internazionale. Quindi abbiamo mercanti cagliaritani che operano a Valencia e a Barcellona nel 300, ma abbiamo anche mercanti che arrivano dai paesi, sto pensando a un documento, a un atto di compravendita di pelli e tessuti, che fanno in realtà uno è un agricoltore di Mamoiada e un personaggio di Orgosolo, siamo nel 400. Questi arrivano a Cagliari, 1400, portano pelli e acquistano da un mercante che di fatto è un mercante internazionale dei tessuti per riportarli a Mamoiada e Orgosolo. Quindi vuol dire che a Mamoiada e Orgosolo c'è un mercato, c'è richiesta di tessuti di questi. Anche di acquisto. Sì, no. Tessuti che arrivano da fuori. Certo. Ma soprattutto questi, il villaggio di Mamoiada e il villaggio di Orgosolo sono di fatto inseriti in un commercio internazionale, perché esportano per quello e importano tramite il mercato internazionale. Bella fiera dell'artigianato, mi verrebbe da dire. No, su questo vorrei dire una cosa, perché spesso si pensa a una Sardegna isolata o al più colonizzata. Detto bene, Giuseppe. Diciamo che l'ingresso della Sardegna nelle rotte commerciali delle cosiddette repubbliche marinare genera un trauma, ma non in senso negativo, cambia un'economia che fino a quel momento era stata di sussistenza, ma senza indicazioni, senza accezioni negative, nel senso che ciò che si produceva nel latifondo, che poteva essere di un principale del giudicato o del sovrano stesso o della Chiesa, veniva consumato in quel territorio. Però questo faceva sì che la popolazione fosse legata, quasi servi della gleba, a quel territorio, con vaste libertà, ma sempre legati a quel territorio e al mestiere che facevano. L'arrivo di questi mercanti apre un mondo nuovo e fa sì che le persone si liberino da queste costrizioni, diciamo, medievali, da questo legame con la terra. Tant'è, e questo non voglio dire va sottolineato, tant'è che gli stessi sardi al Parlamento del 1355 del Regno di Sardegna con Pietro d'Aragona gli stessi sardi chiedono in quel Parlamento di tornare come era accostumata al temps dels Pisans, perché questa apertura porta ricchezza. Tutta una... Ma no, io non smonto niente, io leggo i documenti, certo, e provo a capire. Se loro chiedono non di diventare giudicali o di tornare al tempo dei giudicati, ma di tornare a un'età in cui c'era tanta possibilità di commerciare, di vendere quello che producevi nel tuo territorio attraverso poi con l'asinello magari, portarlo in un centro più importante, poi un grande mercante li raccoglie e li esporta, avevi il tuo tornaconto, potevi crescere, c'è insomma un'aria quasi di libertà, diciamo così. Se chiedono questo vuol dire che si stava bene, relativamente certo, all'epoca, non possiamo contestualizziamo. attribuire cose contemporanee. Poi
il clima di guerra del 300, la peste, nel mutamenti 355 climatici, la peste nel insomma, 1348, sì, e poi la guerra che dura 100 anni. No, dico, se il documento è del 55 vuol dire che la peste incominciava la peste a farsi aveva fatto sentire signora. 30 anni di guerra, almeno, se non 50, tra i vari competitor in campo, fanno sì che la Sardegna un po' si richiude in se stessa, nel senso che vengono chiusi i cosiddetti porti caricatori dove si poteva esportare, però questi legami rimangono. Però c'è sempre questo anelito a un'età in cui con Pisa e Genova si commerciava, la Sardegna era interconnessa, che non vuol dire colonizzata. È uno storytelling tutto da riscrivere, va bene, No, sì, però no, va bene, è una cosa... La storia va avanti, studiando i documenti, poi magari quello che diciamo adesso potrà essere corretto, trovando nuovi documenti. Al momento mi pare che i documenti dicano questo. 1200-1300, mentre la Toscana ha i suoi comuni, noi abbiamo, no, nasce una geografia che incomincia a muoversi, no, verso un'età moderna che sarà, è ancora presto. È ancora presto. In Sardegna ci sono delle trasformazioni importanti che porteranno poi a quell'arrivo dei catalano-aragonesi, ma bolla di Bonifacio VIII è veramente così importante, così uno spartiacque, oppure... È uno spartiacque in funzione di quello che accade nel 1323. Cioè di per sé la bolla di Bonifacio VIII poteva rimanere una delle tante bolle di infeudazione vuote. Licenza di invadere la Sardegna e la Corsica in una... Invenzione e costruzione di un nuovo regno, il regno Sardegna e Corsica, per risolvere una questione siciliana piuttosto intricata con gli Angioini, una questione... Diciamo che la Sardegna entra nel 1297 in una questione di politica internazionale. Il pontefice Bonifacio VIII, che è un politico molto accorto, che è un pontefice... Molto amico di Dante. Molto amico di Dante, fa cacciare Dante da Firenze di fatto. E Dante lo mette all'inferno. Infatti, è la sua punizione dantesca, si però dice. Però quella no? bolla di fatto porta i catalano-aragonesi in Sardegna, ma la bolla sarebbe rimasta lettera morta se non ci fosse stata una volontà politica. Se non ci fosse stata una volontà politica e soprattutto la sponda di Oggone II, che aveva interesse a eliminare i pisani dalla Sardegna. Quando finisce questo lungo medioevo? Non finisce, nel senso che non c'è un momento particolare. A me piace identificarlo con la caduta dell'ultimo fra i cosiddetti giudicati, con il 1420, quando tutta la Sardegna diventa catalano-aragonese, diventa Regno di Sardegna. In quel momento forse definitivamente entriamo in una nuova pagina della storia, ma chi ha vissuto il 1400, 1410, 20, 30 non si rese conto di questo passaggio che oggi vediamo come epocale. E torniamo al discorso iniziale, non esistono sono gli occhi moderni, sono noi per comodità di didattica, di discorso, insomma, proviamo a dividere. Lo conosciamo ancora un po' poco questo Medioevo, mi piacerebbe tornarci a parlarne un po' se avete voglia. Cosa vi sembra che invece in 20 secondi, cosa vi sembra che manchi e che cosa dovremmo ancora dire di più del Medioevo? Ci sarebbero tante cose da dire, da aspetti, per quanto non sia ancora noto come nascono, ipotesi su come nascono queste entità, perché è un momento straordinario per la Sardegna, dove siamo riusciti un po' ad autogovernarci. Meno di un minuto. Studiare gli aspetti sociali e culturali, perché finora abbiamo studiato moltissimo gli aspetti istituzionali.
che sono la base, lo scheletro. Però da questo scheletro noi dobbiamo attaccarci la carne, e la carne in qualche modo è la società, la cultura, l'economia. E se vediamo questo scopriamo delle cose completamente nuove. Iniziamo a scoprire la fisionomia di questo che fino ad ora è soltanto uno scheletro. Bene, è un buon inizio. Grazie a voi per averci aiutato e a voi a per te. averci seguito. Alla prossima.